Cari telespettatori, ben ritrovati nel nostro spazio dello Spicigelle del Veneto. Quest'oggi parliamo, lo abbiamo già fatto, lo rifaremo ancora perché è un argomento e un tema molto importante e anche urgente delle criticità del sistema sanitario regionale del Veneto. Sono emerse tutta la loro evidenza da un po' di tempo, non solo liste d'attesa, non solo diagnostiche che si fanno attendere, cittadini che aspettano di essere richiamati dai CUP e non vengono chiamati, restano in attesa di tempi infiniti oppure debbono ricorrere alla sanità per vie private. Questo non è assolutamente corretto, è dispendioso e oneroso, manca anche il personale nella sanità, insomma c'è una situazione di disagio in generale. E allora vediamo il sindacato come si sta muovendo. Abbiamo il piacere, per parlare di questo, di avere qui con noi in studio Vigilio Biscaro, segretario generale SPCGL di Treviso. Grazie segretario di essere qui con noi. Grazie a voi. Che ci farà il focus in particolare nell'area della Marca Trevigiana di Treviso, quindi ci racconterà quali sono i pro e i contro nel sistema, come funziona e cosa invece deve essere, a cosa si deve mettere mano. E invece, per inquadrarci un po' la situazione in generale, abbiamo immancabile il nostro Paolo Righetti, CGIL Veneto. Grazie segretario anche lei di essere con noi. Grazie a voi, grazie a tutti i telespettatori. Allora, io partirei proprio con lei, segretario Righetti, perché ci potrebbe aiutare i nostri telespettatori a comprendere meglio qual è il sistema per il quale voi avete organizzato, anzi non per il quale, contro il quale voi avete organizzato una manifestazione, parteciperete a una manifestazione dopo Pasqua, no? Ci dica. Sì, per la precisione, noi abbiamo aderito all'appello del Comitato Veneto per la Sanità Pubblica, che ha organizzato appunto la manifestazione regionale a Vicenza il 15 di questo mese, con la finalità di rivendicare e sollecitare tutti gli interventi e le risorse possibili per salvaguardare il sistema sanitario nazionale e più in generale il sistema sociosanitario pubblico e universale. Noi condividiamo quella finalità e per cui abbiamo aderito e saremo presenti come CGIL. Abbiamo messo in campo anche un'azione autonoma a livello sindacale, unitariamente con CISL e UIL. Il 30 di marzo abbiamo fatto una grande assemblea regionale con tutti i nostri delegati, delegate, attivisti dei pensionati nelle strutture territoriali, a cui abbiamo invitato anche l'assessore regionale alla sanità e sociale, l'assessore Emanuela Lanzarin, per confrontarci sulle criticità forti che ci sono e soprattutto su quali sono gli interventi e le misure da mettere in campo nella maggiore tempestività possibile. Detto questo, qual è il quadro che noi segnaliamo, evidenziamo? Esatto, quindi il quadro sociosanitario. Chiedo anche le slide dalla regia, così supporta quello che lei ci racconta adesso, prego. Noi stiamo dicendo da tempo che c'è un arretramento nell'accesso e nella qualità dei servizi e delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Purtroppo anche qua in Veneto, il Veneto non è esente da questo arretramento e da questa regressione, che riguarda soprattutto la filiera dell'assistenza territoriale, per cui tutta la filiera della presa in carico delle problematiche della transizione ospedale-casa, dell'assistenza domiciliare, della qualità e accesso alle cure di base. Pensiamo alle carenze dei medici di medicina generale, alle tante zone che sono ancora carenti anche qua in Veneto. Pensiamo alle liste d'attesa, alle lunghissime liste d'attesa, insomma, che portano le persone a dover rivolgersi al settore privato oppure a rinunciare addirittura alla prevenzione e qualche volta anche alle cure. E questa è una situazione che non nasce oggi nell'immediato, ma si sta fortemente accentuando in questi ultimi mesi, nonostante invece ci sia un bisogno completamente diverso. Siamo di fronte a una crescita costante delle esigenze di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di assistenza. Perché? Perché il quadro sociosanitario è un quadro che ha queste caratteristiche, che siamo in presenza per fortuna di un innalzamento dell'aspettativa dell'età di vita, un invecchiamento della popolazione, che però porta con sé molte situazioni di cronicità, di non autosufficienza,
siamo in presenza di una situazione diffusa anche nel nostro territorio di inquinamento ambientale, di inquinamento dei sistemi produttivi, che richiedono una capacità anche qua di programmazione di un nuovo modello di produzione, di tutela dell'ambiente, in una logica più sostenibile e più a tutela dell'ambiente e della popolazione. E questo porta con sé una crescita anche delle patologie. Noi lo guardiamo dal punto di vista del mondo del lavoro, stanno crescendo non solo gli infortuni mortali e gli infortuni gravi, ma sta crescendo anche le malattie professionali, quelle da stress lavoro correlato, o perché si è a contatto con sostanze tossiche, o perché invece ci sono ritmi di lavoro e modalità di lavoro che non tutelano sufficientemente. La causa principale che noi indichiamo in questo arretramento è sicuramente una causa di carattere generale. Pensiamo al definanziamento del sistema sociosanitario nazionale. Ci preoccupa moltissimo che anche per i prossimi anni sia programmata una forte riduzione. Infatti vediamo la slide anche successiva, chiedo alla regia di metterla in onda, che così stigmatizza un po' quello che lei ci sta raccontando, prego. Perché purtroppo nell'ultima legge di bilancio, ma anche nel documento economico finanziario precedente, la programmazione della spesa sanitaria è in progressiva riduzione da qua al 2025. Si prevede di arrivare al 2025 al 6,1 della spesa sanitaria in rapporto al PIL, che è meno di quanto era destinato prima della pandemia ed è molto meno della comparazione, eccolo qua, con gli altri paesi europei. Ma come mai non eravamo messi abbastanza bene per quanto riguarda il sistema sanitario, che anzi veniva un po' additato come modello da emulare, anche se di difficile, diciamo così, sostentamento, e invece siamo precipitati? Appunto eravamo, perché nel corso di questi ultimi anni, sia come finanziamento dedicato qua in Italia appunto alla spesa sanitaria, che è programmata in ulteriore decrescita, e questo è veramente preoccupante, perché mette a rischio veramente, mette nella condizione il sistema sanitario nazionale di non farcela. E a questo si sono sommati degli elementi peculiari del nostro paese, che riguardano anche la nostra regione, il Veneto, che sono quelli di una progressiva forte riduzione del personale, degli organici, delle professionalità necessarie in tutti gli ambiti del sistema sociosanitario. Manca personale, manca figure professionali specialistiche in quasi tutti gli ambiti, in quasi tutti i settori. E questo è dovuto a gravi ritardi programmatori nei fabbisogni professionali, nei fabbisogni di specializzazioni, e per cui nei percorsi formativi. Certo, ecco, dove avete riscontrato, chiedo anche la slide successiva, che la spesa privata, a fronte di tutte queste criticità, la spesa privata è in crescita, è stata in crescita, è aumentata? Sì, i dati sono questi, non è che lo diciamo noi per fare polemica, per l'insieme delle cose che ho richiamato, e per cui un arretramento nell'accesso ai servizi in molti territori, soprattutto nelle aree interne, nelle aree più periferiche, si fa fatica anche ad accedere ai servizi, bisogna fare tanta strada per poter avere accesso ai servizi, ma questo abbinato alla carenza di medici e di personale specialistico, e abbinato alle liste d'attesa, che sì, sono aumentate per effetto della pandemia, ma c'erano già prima e continuano a non essere recuperate adeguatamente neanche adesso, spingono le persone a dover rivolgersi al privato. Chi ce la fa? Chi ce la fa, che ha la possibilità di farcela, allora almeno fa la cura. Tanti rinunciano alla prevenzione. Chi non ce la fa perché è una condizione di disagio, e sappiamo che siamo in una fase di forte disagio economico e sociale, alle volte rinuncia addirittura alla cura anche, oppure comunque complessivamente questo spostamento porta a un aumento del costo per le persone, per i cittadini, per avere cura e assistenza, perché sappiamo che lo spostamento nel settore privato determina anche complessivamente un aumento del costo di accesso alla prestazione
A fronte di questo, segretario, voi che cosa, e chiedo qua sempre a supporto alla slide che ribadisce queste vostre richieste, che cosa chiedete alla Regione per le sue competenze? La Regione, siccome la Regione fa parte della conferenza delle regioni, per cui chiediamo, come chiediamo a tutte le regioni e come chiediamo a livello nazionale, che ci sostenga nella richiesta al governo di modificare quella previsione di riduzione della spesa sanitaria fino al 6,1%. E poi per quello che sono le sue titolarità, e ne ha tante perché sappiamo che il sistema sulla sanità, le regioni hanno tante competenze, di investire sul personale a partire dal finanziamento di più borse di studio, per consentire anche in modo progressivo, graduale, perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, di fare un piano straordinario di assunzioni a partire dagli ambiti, dai servizi che ne hanno più bisogno. Di dare rapida attuazione a tutte le misure che in parte ci sono già. Ci sono tante misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ci sono le misure previste dal nuovo DM 77 sulla filiera dell'assistenza territoriale, e ci sono le stesse misure previste dalla programmazione regionale, dall'ultimo piano sociosanitario regionale, dalle schede di dotazione ospedaliera. In tutti questi ambiti c'è un ritardo oggi nell'attuazione, nella creazione delle nuove strutture, dei nuovi servizi, che vanno accompagnate però da un incremento del personale, perché queste strutture, questi servizi senza il personale rimangono delle scatole vuote, come diciamo. Voi chiedete anche, medici... sì, esatto, voi chiedete anche la riforma delle IPAB a questo... Sì, questo è dentro il rafforzamento che chiediamo della filiera dell'assistenza territoriale. È veramente paradossale che una regione come il Veneto, che si dichiara virtuosa, efficientissima e cosa, sia l'ultima regione che non ha ancora fatto la riforma delle IPAB, che non è solo la riforma delle IPAB. Noi chiediamo la riforma delle IPAB e chiediamo la loro trasformazione in aziende pubbliche che mantengano la natura pubblica di queste case di riposo e che vengano inserite nella filiera dei servizi territoriali, che vengano governate dalle USL, ma chiediamo anche una riforma più complessiva di tutto il sistema della residenzialità, che porti ad incrementare anche, soprattutto in termini di servizi, ma anche di sostegno economico, laddove è possibile, le scelte di domiciliarità delle persone che hanno non autosufficienza o delle cronicità forti. Per cui abbiamo una visione complessiva. Ad oggi, ad ogni cambio di legislatura, la Regione dice questa è la prima riforma che facciamo, e purtroppo siamo ancora qua, gli annunci si ripetono, però noi stiamo ancora aspettando di essere convocati su questa, per dire la nostra, su questa riforma. Ecco, se posso dire un'ultima cosa, è che noi segnaliamo come carente purtroppo, no, nel rapporto, nel confronto con la Regione. Noi chiediamo di avere un coinvolgimento periodico, continuo, non basta un incontro con noi una volta ogni 6 mesi. Se si vuole ascoltare chi rappresenta come noi centinaia di migliaia di lavoratori, di lavoratrici, di pensionati, di chi lavora in queste strutture, di chi è ospite di queste strutture, credo che possiamo portare un contributo importante perché sia vero, efficace. Questo confronto deve avvenire prima di assumere le decisioni, di fare le delibere di giunta, di assumere i provvedimenti, e questo purtroppo spesso non succede. Grazie segretario. Con queste sue parole noi interrompiamo un attimo, viviamo la pubblicità, poi ritorniamo, sentiamo anche lo SPI, sindacato nell'area di Treviso, che istanze fa, che cosa ha richiesto, cosa è riuscito a fare. Ci vediamo tra poco.